Frode fiscale da 25 milioni e riciclaggio tra Italia ed Est Europa, inchiesta della Guardia di Finanza di Padova, coinvolte decine di aziende in Veneto. Assurda tragedia a Jesolo, il turista 47enne scivola dal pontile per farsi un selfie con la moglie, le onde del mare molto mosso lo inghiottano. Maestro elementare del Veronese agli arresti domiciliari per aver scagliato banchi in classe e strattonato gli alunni, era esasperato dal loro comportamento, dalle loro provocazioni, si è difeso. Autonomia del Veneto, il ministro Erika Stefani conferma il question time della Camera che porterà la bozza d'intesa al Consiglio dei Ministri. Premier Conte più incerto, non so se nel prossimo. Respinto il ricorso di un coltivatore, ripartono dal timo i lavori della Pedemontana, fermi in zona da 6 mesi per una decisione del Tribunale. Un caso che aveva fatto discutere a Venezia, lo sfratto di una signora di 94 anni al quale diversi residenti intendevano porsi con un presidio, è stato sospeso. Dopo la retrocessione in Lega Pro, la famiglia Bonetto cede la maggioranza del calcio Padova, a guidare la società il loro socio Franco Armeno. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati con il telegiornale del Veneto. In primo piano dunque l'inchiesta e il blitz della Guardia di Finanza di Padova, il blitz contro una frode fiscale da 25 milioni di euro, ma le accuse sono anche quelle di riciclaggio, un vero e proprio sistema scoperto dalla Guardia di Finanza tra Italia ed Est Europa, con decine di aziende venete coinvolte, con arresti, con sequestri e obblighi di dimora. Sentiamo. Questa ditta padovana si faceva fare da fatture false per diversi milioni da altre ditte cartiere, di fatto poi gestite direttamente dagli amministratori di fatto della ditta padovana, attraverso i quali la ditta padovana beneficiava di indebite e illegali deduzioni del reddito, IRES e di IVA. Un giro di fatture false per oltre 25 milioni di euro. Parte da Padova, ma si dirama in tutto il nord-est, con arresti e misure cautelari anche nelle province di Venezia, Treviso e Vicenza. 45 gli indagati che operavano in tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Un'indagine partita nel 2012 da un controllo fiscale e che ha visto controllate oltre 150.000 telefonate e analizzati 400 conti correnti. Parte degli illeciti proventi, quantificati in 5 milioni di euro, sono stati riciclati attraverso società straniere con l'acquisto di molti beni mobili e immobili, tra cui una Ferrari, beni al momento sequestrati. È ovvio che in questi termini poi si può mettere nel mercato prezzi più competitivi, perché ne esce liquidità a zero costo e risparmi sulle imposte. Una volta ottenuto il pagamento delle fatture false, le società definite cartiere provvedevano a effettuare bonifici degli importi sui conti correnti di 3 società estere con sede in Slovacchia, Croazia e Slovenia. Abbandonate Svizzera e Montecarlo, proprio l'Europa dell'Est è la nuova via che percorrono i capitali illeciti del nord-est. La vicinanza con la Croazia, con la Slovenia, con questi paesi a ridosso dei confini a est dell'Italia, chiaramente permette una facilità di movimenti e una possibilità di muoversi senza nessun controllo, per cui di poter esportare alle volte anche denaro contante, che permette a questi soggetti di muoversi chiaramente con molta facilità. Morire per un selfie, la incredibile tragedia accade a Jesolo. Era in vacanza con la compagna e un'amica a Jesolo e per immortalare i momenti più belli stava scattando delle fotografie. Una però è stata fatale per un turista tedesco che è morto a 47 anni. Martedì sera si trovava su un pontile nei pressi di Piazza Brescia insieme alle 2 donne, quando mentre scattava un selfie è scivolato cadendo in acqua. La compagna e l'amica hanno provato ad afferrare la sua mano per trascinarlo verso di loro, ma non ci sono riuscite. Le onde infatti erano altissime e le raffiche di vento molto potenti. Tutto si è consumato in pochi secondi. Il corpo del 47enne è sparito e la polizia e i vigili del fuoco intervenuti sul posto l'hanno trovato mezz'ora più tardi sulla battigia, ma ormai non c'era nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'ipotesi è che il turista abbia perso l'equilibrio mentre scattava la fotografia perché il pontile era bagnato e poi sarebbe annegato a causa delle onde.
L'insegnante di una scuola elementare della Bassa Veronese è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti su minore. Il maestro è finito ai domiciliari nell'indagine coordinata appunto dalla procura. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe lanciato banchi in classe, spinto e strattonato gli alunni tra gli 8 e i 9 anni di età che a suo parere non si comportavano bene. Gli episodi sono stati anche filmati da delle telecamere nascoste. L'insegnante ha depositato con il suo legale una memoria scritta al GIP motivando il suo comportamento con l'esasperazione, così ha scritto nella sua memoria difensiva, esasperazione per le provocazioni degli alunni che gli avrebbero mancato di rispetto. Torniamo adesso a parlare di autonomia, continua il braccio di ferro, continuano le tensioni nel governo, oggi un nuovo capitolo alla question time della Camera. Erika Stefani, il ministro Erika Stefani, che oggi su un'intervista di Repubblica ha detto o si rispettano i patti o è meglio separarsi, ha confermato di voler portare la bozza di intesa al Consiglio dei Ministri. Mi appresto, ha detto, a portare nel Consiglio dei Ministri una bozza di intesa affinché si discuta con le modalità che saranno decise dal Parlamento. Oggi però lo stesso Premier Giuseppe Conte, sollecitato sul tema autonomia, ha detto ragionevolmente si farà un Consiglio dei Ministri prima delle europee. Non abbiamo ancora l'ordine del giorno, ma autonomia come altri sono tutti progetti di riforma a cui stiamo lavorando. Se arriveranno o no al Consiglio dei Ministri ne discuteremo. Quindi una maggiore incertezza rispetto a quanto invece detto da Erika Stefani sul prossimo Consiglio dei Ministri. Dunque ancora una volta questa incertezza e questa tensione che sale all'interno del governo sulla questione autonomia. C'è un altro tema caldo in Veneto sulle grandi opere, quello della Pedemontana, ma in questo caso c'è uno sblocco della situazione. C'era un cantiere fermo nel Trevigiano ad Altivole per una decisione del Tribunale, ma è arrivata la revoca di questa decisione. Dopo 6 mesi di stop ripartono i lavori per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta nel territorio comunale di Altivole, interrotti in corrispondenza del Bosco della Speranza in seguito al ricorso presentato dall'imprenditore agricolo Giuseppe Piccolotto. È stato infatti revocato dal Tribunale di Treviso in sede di sentenza definitiva il decreto emesso dal medesimo Tribunale il 6 dicembre 2018 di accoglimento dell'istanza di sospensiva avanzata dal coltivatore. Piccolotto si era rivolto alla magistratura dopo che le ruspe avevano abbattuto l'area boschiva da lui piantumata in ricordo della moglie morta ed erano entrate nei suoi terreni coltivati a kiwi. Ora il Tribunale ha respinto il ricorso, autorizzando quindi la ripresa dei lavori per la costruzione della Pedemontana. Piccolotto è stato anche condannato alla rifusione delle spese del procedimento a favore della società. Il concessionario, congiuntamente alla struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta, comunica di stare valutando come recuperare i 6 mesi di stallo imposto a causa dell'azione giudiziaria proposta dal privato. E alla sanità, ieri abbiamo raccontato di come la Giunta del Veneto ha dato l'ok definitivo alle schede ospedaliere dopo i numerosi dibattiti e le modifiche approntate in Commissione Sanità. Oggi le varie aziende sanitarie hanno presentato dunque la situazione nei loro territori. Ora vediamo com'è la situazione a Padova, considerando che in ogni azienda ospedaliera c'è stato un aumento, stando appunto ai dati delle schede ospedaliere, dei posti letto. Il segno più campeggia nei numeri. Posti letto salvi nell'URSS 6 Euganea, che alla fine nel complesso avrà, in base alla programmazione regionale sottoscritta dalla Giunta Zaia, 1318 posti letto ospedalieri, 270 nelle strutture territoriali. Il segno più si registra per Piove di Sacco, dove addirittura ci saranno 2 primari in più. Segno più a Campo San Piero, 3 primari in più, qualche posto in meno a Cittadella, posti in meno rispetto alla programmazione, in più rispetto alla ricognizione fatta dalla Regione a Schiavonia. Un cambio di passo, spiega il direttore generale Domenico Scibetta. La programmazione ha reso coerente il sistema sanitario ai bisogni che sono continuamente in evoluzione, a una programmazione che vede sempre più una concertazione tra strutture ospedaliere e territoriali.
Le principali novità sono il rafforzamento di sicuro di tutte le strutture intermedie territoriali, addirittura al di sopra dei parametri stabiliti dello 0,6 per 1000. 0,74 per 1000 lo standard di posti letto disponibili a Padova per le strutture intermedie. Acuti in ospedale, via le lungodegenze, cronicità al territorio grazie a ospedali di comunità e strutture intermedie. Andando caso per caso, per il Sant'Antonio di Padova al via i 2 anni che porteranno al passaggio in azienda ospedaliera. Non c'è mai stato un declassamento del Sant'Antonio, mai, neanche nelle prime versioni delle schede ospedaliere. Il Sant'Antonio è stato giustamente programmato a far parte di un polo ospedaliero in funzione di come la sanità padovana sta cambiando. Nulla si modifica per Abano, spiega il direttore generale, struttura chiamata, come tutte, a essere valutata ogni 2 anni in base alla legge nazionale. La volontà politico-amministrativa è stata espressa, adesso il via all'attuazione del piano che dovrà essere messo nero su bianco nei prossimi 3 mesi. Legato alla sanità padovana ma anche alla sanità della Marca trevigiana, il punto sullo IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto. Patologia della mammella nella storica sede del Buso Nera a Padova, radioterapia a Schiavonia, chirurgia oncologica specialistica a Castelfranco. È uno IOV a 3 sedi, quello disegnato dalle schede sanitarie regionali appena approvate, che definiscono la nuova struttura e una nuova dotazione di posti letto. In totale saranno 310, cui si aggiungono 12 posti di hospice, 6 a Padova, 6 a Castelfranco, con 27 strutture complesse. A Padova la patologia femminile più diffusa, la mammella. Dalla prevenzione alla cura e anche alla riabilitazione, nel senso che abbiamo, oltre ai servizi di anatomia patologica, di radiologia senologica che diventa struttura complessa, la chirurgia senologica, abbiamo la ricostruttiva, una struttura complessa di ricostruttiva, e anche le attività di riabilitazione, oltre ovviamente all'oncologia che già è presente. A Castelfranco Veneto è in atto il progressivo passaggio dall'ULS 2 allo IOV di alcune specialità, cui sarà attivata l'area chirurgica specialistica dell'istituto. Ci sono 7 strutture complesse ultra specialistiche di chirurgia, questo è l'aspetto più significativo. Tutte queste attività andranno svolte con la consueta metodologia già in atto dei gruppi multidisciplinari interaziendali. La parola d'ordine è collaborazione di rete con aziende ospedaliere e ULS per lo IOV, che risponde a direttive regionali e nazionali nella sua veste di hub e istituto di ricerca. Sono previsti 25 posti letto per pazienti da extraregione, quindi anche una capacità attrattiva che va oltre il Veneto. E poi un'altra sezione, diciamo, della provincia attesa, perché c'erano state soprattutto da parte dei sindaci nella zona di Adria dei timori. Il punto su quanto accadrà nella zona dell'ULS 5, Polesana. Per quanto riguarda l'ospedale di Rovigo viene confermato il suo ruolo hub e viene ripristinata l'apicalità di neuroradiologia. Le nuove schede ospedaliere nella versione ultima approvata dalla Regione soddisfano i vertici dell'ULS 5 Polesana, che esce dal programma che ridisegna la sanità veneta con 650 posti letto e 40 primari. Rovigo rimane dunque hub con 374 posti letto invece dei 360 della prima ipotesi. Per quanto riguarda 300 rimane la terapia intensiva con 4 posti letto e viene confermato l'indirizzo medico riabilitativo ed il centro di procreazione assistita. Il terzo ospedale dell'ULS 5, Adria, sul quale si era maggiormente accesa la discussione, è anche quello che ha subito nella stesura definitiva delle schede le modifiche più importanti. Viene ripristinata la classificazione di ospedale SPOC, aspetto che era stato sottolineato anche dai sindaci. Viene ripristinata l'applicabilità di chirurgia generale e di urologia che erano state in prima istanza tolte, ma soprattutto nell'area chirurgica i posti letto vengono mantenuti ad agenza ordinaria. Il problema casa, e siamo a Venezia, un caso che ha fatto discutere in questi giorni, una 94enne sotto sfratto, ma la solidarietà dei veneziani riesce a bloccare questo sfratto.
Preferisce non farsi riprendere e si scusa con quel garbo che Venezia rischia di perdere di pari passo coi suoi abitanti, ma le ultime ore sono state pesantissime per lei che a 94 anni ha rischiato di trovarsi improvvisamente in mezzo a una strada. La sospensione dello sfratto dall'appartamento in cui ha vissuto per quasi 40 anni, diventata un caso in città, è arrivata a poche ore dall'esecuzione. Sulla base dell'età della signora, della impossibilità di spostare una persona di 94 anni su una sentenza provvisoria che potrebbe essere riformata per motivi procedurali in qualunque momento, e non si può dire a una signora di 94 anni scusa tanto, ti abbiamo spostato, adesso puoi tornare. Il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 7 giugno. L'appartamento appartiene da settembre ad un'agenzia immobiliare che l'ha legalmente acquistato e ha tutti i titoli di entrarne in possesso, ma attorno alla signora si sono stretti comunque tanti veneziani, in particolar modo i volontari del gruppo 25 aprile. Si definiscono residenti resistenti, la loro è una presa di posizione che va oltre il singolo caso. Noi non siamo venuti qui per contestare i giudizi della legge italiana, questa è una cosa che riguarda gli avvocati. Noi siamo cittadini che siamo venuti a dare la nostra solidarietà a una persona che se la merita. Questo è un episodio che rappresenta un po' quello che potrebbe avvenire a chiunque di noi, è solo un episodio che è emerso da un sottobosco che è ancora sconosciuto, ma che di fatto avviene quotidianamente. I residenti sono sempre più in difficoltà a rimanere a vivere in questa città, come sarebbe un diritto. C'è lo spopolamento che sta avvenendo drastico, sappiamo che perdiamo 1000 residenti all'anno. La vicenda, di cui è stato interessato il prefetto, è arrivata anche in Consiglio Comunale. I consiglieri Ottavio Serena e Renzo Scarpa hanno contattato il legale di parte per alcuni chiarimenti tecnici e immaginare gli sviluppi della questione. Si è ritenuto opportuno, hanno scritto i due consiglieri, trasmettere tutti gli atti ricevuti alla Procura della Repubblica, riservandosi di svolgere alcune verifiche interne al Comune. Torniamo adesso alla politica, ma prima di parlare delle europee, una notizia che leggiamo dall'ANSA in questo momento. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo e ha indagato 2 persone per la vicenda delle false candidature poste nella lista civica di centro del comune di Cadoneghe. Il fatto è emerso 2 settimane fa al momento della pubblicazione delle liste elettorali, quando l'anziana coppia di Cadoneghe si è ritrovata candidata a sua insaputa. Il sostituto procuratore Silvia Golini ha disposto il sequestro della documentazione dell'ufficio elettorale della prefettura e ha iscritto sul registro degli indagati 2 persone per aver violato le norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Adesso invece le elezioni europee, la corsa verso le elezioni europee del 26 maggio, in lista anche la Südtiroler Volkspartei collegata a Forza Italia con capolista Herbert Dorfmann che punta al suo 3° mandato. Europei 2019, anche la Südtiroler Volkspartei in lista nella circoscrizione nord-est. Partito di una minoranza linguistica, deve correre in collegamento tecnico con una lista nazionale che in questa tornata è rappresentata da Forza Italia e UDC. Capolista l'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann, in corsa per il 3° mandato per continuare l'impegno a favore del territorio. Qui in questi territori, quindi a casa mia in Alto Adige, ma anche qui nel Veneto, siamo vicini al confine, siamo strettamente legati anche agli scambi commerciali con le zone al nord delle Alpi, quindi noi abbiamo bisogno di un'Europa aperta, di confini aperti, quindi a noi la collaborazione economica, soprattutto all'interno dell'Europa, conviene e io ho lavorato sempre per quello. Proveniente da un territorio fortemente autonomista, Dorfmann si inserisce nel dibattito sull'autonomia del Veneto. Io ho sempre creduto nell'autonomia, tra l'altro il mio partito, la Südtiroler Volkspartei, è il partito dell'autonomia del Sud Tirolo. Io penso che l'autonomia spetti al Veneto, sono anche convinto che un sistema più federale sia un benessere per lo Stato intero e io vedo qui in Veneto che la situazione che abbiamo adesso, quindi si va avanti a promettere l'autonomia, si fanno referendum che poi alla fine non succede niente, la gente è un po' stufa, un po' stanca, la gente qui in Veneto adesso si merita veramente un passo in avanti. E poi c'è più Europa che punta a un nuovo Parlamento europeo in cui l'Italia pesi più che in passato e propone di raggiungere un obiettivo futuro, gli Stati Uniti d'Europa.
Di fatto noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, che abbia un suo presidente eletto dai cittadini, che abbia tanti nuovi poteri aggiuntivi pensando alla difesa, per una difesa, come dire, continentale contro il terrorismo, e quindi unire gli eserciti, avere una fiscalità unica, non basta avere una moneta. È evidente che la moneta è stato limitante e ha creato anche delle sperequazioni tra i diversi paesi, quindi serve una fiscalità unica con un ministro del bilancio generale a livello europeo, serve avere uno statuto dei lavoratori unico a livello europeo per evitare storture tra i diversi paesi, tra quei paesi che hanno ancora lavoratori senza diritti o con un ambiente senza diritti. Quindi insomma serve più Europa proprio per cercare di fare tutto questo, perché l'Europa com'è non ci va bene, ma è evidente che vogliamo un'Europa più forte. Che hanno fatto reddito di cittadinanza e quota 100, dovevano invece, e tra l'altro queste operazioni le hanno fatte a debito, dovevano invece pensare a una cosa diversa, che è il cuneo fiscale, la cosa fondamentale, e poi l'altro aspetto fondamentale è la riduzione del debito pubblico. Più Europa è per noi la soluzione per affrontare le sfide che ci servono in Europa, che siano le sfide dei cambiamenti climatici, che siano le sfide del lavoro e della competitività delle nostre aziende, e che siano le sfide anche del territorio nostro, del Triveneto, e quindi portare le nostre istanze in Europa è uno dei punti importanti che possiamo fare solamente se lavoriamo insieme in Europa. L'Europa deve essere più unita, si deve affrontare i colossi mondiali e il cambiamento delle scacchiere che oggi sta succedendo. L'unica maniera è quello di stare insieme più che mai per affrontare la Russia, che oggi è un po' ostile, per affrontare l'America di Trump, che non è più come l'America amica ma rema contro l'Europa, per affrontare la Cina, che è un impero abbastanza forte oggi. Quindi oggi più che mai l'Europa deve essere insieme. Pochi istanti di pubblicità, poi il futuro del calcio a Padova. Eccoci in studio in diretta con il telegiornale del Veneto. Dunque lo sport, il calcio. Roberto Bonetto non sarà più presidente del Calcio Padova dopo la retrocessione in Lega Pro, la sofferta decisione. Questa brutta giornata è un po' come il nostro umore, no? Quindi mi sono scritto delle cose, perché il primo discorso era doveroso leggerlo, perché chiaramente diciamo poi le parole magari fanno fatica a uscirmi dalla bocca. C'è molta amarezza nelle parole e nella voce del presidente oramai uscente Roberto Bonetto. A pochi giorni dalla retrocessione in Lega Pro del Calcio Padova, la dirigenza lascia, ora toccherà al socio di minoranza Joseph Ugurlian gestire la società di Viale Nero Rocco. Nelle ultime 2 stagioni in particolare, per motivi opposti, abbiamo speso tantissime energie emotive. Il calcio Padova ha completamente cambiato la vita delle nostre famiglie in una maniera che ora facciamo fatica ad affrontare anche fisicamente. È stata un'esperienza straordinaria e non ce ne pentiremo mai. Ma dobbiamo essere onesti. Sentiamo il bisogno di riappropriarsi della propria vita come era prima, di tornare a un'esistenza normale, fatta del nostro lavoro e degli affetti che abbiamo dovuto trascurare per dedicarci anima e corpo a questa squadra. Si interrompe qualche volta, l'emozione è tanta, come sono state tante le emozioni in questi 5 anni. 2 promozioni e una retrocessione, il palmarès che la famiglia Bonetto potrà esporre dopo questa esperienza. Concludiamo devolgendo ancora un nastro per tornare a quel 2004, luglio 2014. Quando siamo entrati nel calcio Padova ci era stato chiesto primariamente di preservare la storia centenaria di questo club affinché non si ripetesse più quanto accaduto allora. Ad eccezione dei soci fondatori della Bianco Scudati Padova, che ringrazio, e di tutti quelli attuali e di quelli attuali, l'aiuto delle grandi forze economiche presenti in città non è stato però tale da farci compiere quel definitivo salto di qualità che auspicavamo. Non abbiamo mai bilantato di avere a disposizione risorse finanziarie infinite. Le critiche via social hanno fatto molto male, dice Bonetto, che ha parlato anche del nuovo stadio, garantendo che il progetto va avanti. Achille Variati del Partito Democratico, siamo europei, e Filippo Daverio di Più Europa, gli ospiti di questa sera di 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo.
Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, salvo per qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio e in serata non si escludono dei piovaschi sui rilievi bellunesi. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento pressoché ovunque. Nella seconda parte della giornata però avremo qualche nube in più sui monti, anche con isolati rovesci. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole ovunque, specie sui settori meridionali, cielo poco nuvoloso invece altrove, ma in genere senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime tra 21 e 22 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.